La Compagnia del Preziosissimo Sangue di Mantova, di cui sono priore, ha deciso di organizzare questa serata, questo concerto, per ricordare tutte le persone, confratelli e consorelle della Compagnia, ma anche i laici, che hanno dedicato parte della loro vita o dell'intera loro esistenza all'innalzamento non solo architettonico ma anche alla bellezza artistica di questa nostra stupenda basilica con cattedrale intorno al fulcro della nostra reliquia dei Sacri Vasi. Come evento è inserito appunto in tutti gli altri che ricordano il 550° anniversario della posa della prima pietra di questa stupenda basilica progettata dal sommo Leon Battista Alberti. In questa serata verranno eseguiti alcuni brani di un autore raramente eseguito, Karl Jenkins, un autore gallese contemporaneo, e quindi sono alcuni brani tratti dal suo Requiem e dalla Messa per la pace, e quindi c'è un momento di riflessione proprio per ricordare queste persone che non ci sono più e per pregare anche per la pace in questi tempi così bui che ci circondano, nei quali viviamo. Questo Requiem non è molto conosciuto, ma a mio avviso è molto molto bello. È un brano molto ritmico e anche allo stesso tempo molto melodico. Con noi questa sera ci sarà, a parte il coro di Ostiglia, ci sarà il coro Città di Fiorenzuola e l'Orchestra Filarmonica Mantovana, e abbiamo due soliste che saranno Daniela Zerbinati e Cecilia Sani. Visto che oggi è anche la festa di tutti i santi, verrà eseguito il Laudate Dominum di Mozart per onorare appunto i santi e la gloria di Dio.